Benvenuti amici di mattoscacco.com. Oggi la partita è tragicomica, vedremo il nostro campione del mondo che in questa partita blitz a 2900 punti sfida un maestro di scacchi, comunque sempre un maestro di scacchi a 2300 punti, quindi 600 punti di differenza che in ambito scacchistico sono un'eternità e sentendosi così superiore Carlsen, che gioca col bianco, decide di cercare il matto del barbiere. Voi sapete che è un'apertura che si fa solitamente contro i principianti per cercare di vincere e di chiudere subito la partita in poche mosse, quindi donna H5, alfiere in C4 e poi insieme alfiere donna cooperano per dare matto in F7. A seguito di questa mossa che è assolutamente improbabile e che è anche segno di una certa presunzione del tipo io riesco a vincere anche con questa apertura, il nero rimane un pochettino così, dice non me l'aspettavo in un torneo di questo tipo, una mossa di questo tipo e gioca la corretta cavallo C6. Qui non bisogna chiaramente cercare di attaccare subito la donna con cavallo F6 perché si perde un pedone centrale importantissimo, né tantomeno bisogna giocare G6, altrimenti si perde il pedone centrale, c'è lo scacco e attacco doppio su torre e qui si perde la partita. Quindi la mossa corretta è cavallo C6, che è quella che viene giocata in partita, alfiere C4, proprio secondo le linee del matto del barbiere. G6 è la risposta corretta, donna F3 e su donna F3 la risposta più forte è cavallo F6, quella corretta. Qui forse appunto il nero non si ricordava qual è la continuazione migliore in questa situazione, dato che, ripeto, sono mosse che si fanno quando uno inizia a giocare a scacchi, non certo quando si è maestro, e quindi, trovandosi un po' spiazzato, gioca donna E7. Questa mossa in realtà dà un vantaggio al bianco, che adesso deve sviluppare il suo cavallo, lo si mette in E2 in modo tale da poter controllare anche questa casa d'ingresso del cavallo avversario. Cavallo F6, adesso D3 per dare la possibilità all'alfiere Camposcuro di avere una diagonale, l'alfiere giustamente va in fianchetto, sviluppo dell'altro cavallo, H6, mossa così di profilassi, e adesso cavallo in D5. Subito si cercano attacchi, insomma sono un po' mosse così all'arrembaggio e sul cavallo per D5, pedone per D5, il cavallo è costretto a spostarsi e c'erano tante possibilità. Questa era buona, ma viene giocata a cavallo in A5. Cavallo in A5 non crea nessun tipo di minaccia, anzi permette al bianco, a Carlsen, di fare questa fantastica giocata D6. D6, qual è l'idea? Che dopo il cambio, che è quello che succede anche perché c'è la donna minacciata, dopo il cambio l'alfiere si può mettere in questo bellissimo avamposto che non solo insieme alla batteria, scusami, insieme alla donna crea una batteria su B7, ma rende cattivo questo alfiere che non sa come svilupparsi, quindi questi pedoni non si possono spingere, questo pedone non si può spingere se non togliendo la torre, eccetera, eccetera, quindi è sicuramente una buona posizione per il campione del mondo. Cavallo C6, ritirata per coprire il punto B7, alfiere D2, forse con l'idea di fare un arrocco lungo, donna F6, il nero cerca di cambiare le donne perché sai bene che il gioco senza donne è un gioco più lento, probabilmente potrà finire in pareggio, quindi il nero cerca a tutti i costi di cambiare le donne. Carlsen si sottrae a questo cambio, segue ora arrocco corto e anche arrocco corto da parte del bianco. Segui la partita fino alla fine perché sarà ricca di colpi di scena. Cavallo in E7, qui il nero cerca ancora di cambiare i pezzi. Cavallo C3, donna F5, cercando ancora di cambiare le donne, ma Carlsen si sottrae. Donna B4 si attacca due volte su B7 e si attacca anche il pedone debole D6. Cavallo per D5 e ora questo cavallo in una casa d'oro. Questo cavallo praticamente da qui è inattaccabile e minaccia entrate di questo tipo. Re in H7. Perché re in H7? Perché questo tipo di minaccia chiaramente minaccia veramente un attacco doppio su re e donna e qui si perde la partita. Quindi re in H7, tra l'altro si consolida anche questa posizione, va bene. Cavallo C7 minacciando la torre che si deve spostare.
E adesso donna cattura in D6. Qui Carlsen ha un'ottima posizione. B6 per fare spazio a questo alfiere che fino ad ora non ha giocato. E adesso Carlsen gioca F3. Una mossa sicuramente anche qui tranquilla, c'era questa che gli è sfuggita, che era cavallo in E8. Cavallo in E8 crea un attacco di scoperta verso questa torre e quindi questa torre è costretta a spostarsi. Se si sposta la torre, per esempio torre in A8, concede questa sequenza al bianco. Si cambia l'alfiere, il re cattura qui, alfiere per H6, adesso il re viene deviato dalla difesa della torre e si arriva in questa posizione dove il nero si ritrova con un pezzo leggero e un pezzo pesante e il bianco si ritrova con due pezzi pesanti, quindi con chiaramente un vantaggio. Se invece qui il nero non ritira la torre, ma non so, fa una mossa come cattura qui il cavallo, per esempio, si perde questa torre. Mosse come uno sviluppo di alfiere comunque non portano a nulla perché si perde comunque la torre, anzi non si può neanche più catturare questo cavallo. Comunque questa mossa è sfuggita, anche al campione del mondo possono sfuggire queste mosse, che gioca F3. Adesso continua la partita con alfiere B7, torre in A va in E1, la torre cerca di occupare questa colonna semi aperta andando a fare pressione su questo pedone centrale, torre in F va in C8 e adesso attenzione che qui arriva il punto culminante della partita. C'è pressione su questo cavallo, le torri possono andare poi in C6, infastidire la donna e la donna bianca, se ci pensi, non ha tante ritirate. Qui verrebbe catturata dall'alfiere, qui verrebbe catturata dal pedone, qui verrebbe catturata dal pedone, avrebbe solo un po' case, anzi no, facciamole di rossi perché queste sono case dove la donna è veramente inattiva. Ora, alfiere C3 con l'idea di puntare ancora di più su questo pedone, ma qui il maestro trova alfiere F8 che è la mossa decisiva, che lo farà andare in vantaggio nettamente. Cosa succede? Succede che semplicemente qui la donna, che doveva rimanere su questa diagonale scura per controllare il proprio cavallo, a seguito di questa mossa d'alfiere si deve spostare da qui. Non solo si deve spostare da qui e non controlla più il cavallo, ma non ha più case dove andare. Ti ricordi cosa dicevamo? Che le uniche case erano queste qui, perché tutto il resto è occupato dall'alfiere, dal pedone, dall'alfiere, dalla donna, dall'alfiere, quindi abbiamo praticamente la donna in trappola. E Carlsen qui gioca probabilmente la mossa più aggressiva, qui era in preda al panico. Immaginati quando ti rendi conto di aver fatto lo sborone in apertura e che stai per perdere la partita. Qui una mossa che avrebbe potuto cercare di tenere la posizione era appunto donna per E5. Qui dopo un ipotetico cambio di donne si arrivava in questa situazione D6 che avrebbe tolto il controllo dell'alfiere sul cavallo. Dopo per esempio una ritirata dell'alfiere come non so, mettiamo anche alfiere in F6, si perdeva semplicemente un cavallo e si giocava la partita con un alfiere in meno. Mentre Carlsen in questa posizione, veramente sconfortato, gioca cavallo B5, che appunto il nero cattura la donna, cattura l'alfiere, attacco doppio che però non è assolutamente significativo, scusa, donna in E6 e ora si cattura e ci ritroviamo in questo finale dove abbiamo torre, torre, alfiere, alfiere e donna contro torre. Quindi qui il bianco è nettamente sotto. Siamo alle battute finali, torre per E5 e finalmente Carlsen è riuscito a liberarsi di questo pedone centrale che gli ha fatto poi perdere la partita. Donna D6, torre in F va in E1, alfiere D5, A4, proprio attacchi così, alfiere 6 per chiudere questa colonna, le due torri che sono molto forti, A5, B per A5, re in F1,
Torre C5 ancora una volta, il nero cerca di cambiare i pezzi, a maggior ragione quando si è in vantaggio di materiale, la regola è cambia i pezzi che arrivi in un finale vincente. Cambio, cambio, torre in A1, D5, torre per A5 minacciando la donna, donna C7, torre in A4, donna cattura H2, torre per A7, donna H1, re F2 e adesso altra genialata del maestro, D4. Su questa mossa Carlsen abbandonò. Riesci a vedere perché non si può catturare questo pedone? Poiché a seguito della cattura si perde il pezzo. Donna H4, attacco doppio, il re riesce ancora ad andare in E3 a difendere il proprio alfiere, ma dopo donna E1 scacco, il re è costretto a uscire fuori, l'unica casa disponibile è questa e addirittura c'è il matto. Quindi è una situazione grave. E su questa mossa Carsten abbandonò, se ne andò via furioso e forse la prossima volta imparerà a essere anche un pochettino più umile, poiché ha scoperto che si può perdere anche contro un avversario di 600 punti più debole di lui. Bene, spero che questo video ti sia piaciuto, come al solito ti invito a lasciare un like, un commento, iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto e noi ci vediamo domani con un altro nuovo video. Ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!